Buongiorno, si è appena conclusa la 3 giorni della festa del gemellaggio organizzata dalla città di Adria. È stato un momento importante per ritrovarsi con alcune città gemellate e città amiche, alcune in presenza, Chieri e Rovigno, e altre in modalità online, in modalità streaming, e è stata l'occasione per fare che cosa? In primis un convegno internazionale in lingua inglese in cui ci siamo confrontati con il tema della pandemia, come è stato affrontato fino ad oggi e la visione futura. Ma è stata anche l'occasione per rinnovare lo spirito e la funzione del gemellaggio, che è una funzione di tipo culturale e di trasmissione dei valori. Allora, quando si parla di cultura e di trasmissione dei valori, non posso non sottolineare come Adria sia veramente la culla della formazione nel nostro Basso Polesine, nel nostro delta. E quindi i giovani sono stati i protagonisti anche di questa festa durante la 3 giorni, ma anche nella visione futura che i gemellaggi e i progetti con le città amiche devono avere. Tra i protagonisti di questo gemellaggio ci sono stati i ragazzi dell'alberghiero dell'Istituto Cipriani e alcuni musicisti del Conservatorio Statale di Adria. È stata quindi l'occasione per far conoscere alle nostre città appunto gemellate e amiche le ricchezze legate appunto alla formazione, alla cultura, in particolar modo nella nostra città, per pensare a cosa si può costruire insieme perché i nostri giovani possano attraverso i gemellaggi avere delle occasioni di non solo trasmettere appunto i valori della fraternità, i valori della cooperazione, i valori dell'aiutarsi e del costruire ponti, ma quello proprio di confrontare anche le esperienze formative, magari facendo appunto delle esperienze nei paesi appunto amici, nei paesi gemellati. È stata anche l'occasione per usare la tecnologia che normalmente insomma abbiamo imparato tutti ad usare durante la pandemia, che ci permette anche di annullare in realtà le distanze e quindi di avere un confronto, una rete diretta anche quando per vari motivi non riusciamo fisicamente appunto a fare lo spostamento. Questo è un altro dato importante che abbiamo dovuto imparare nella difficoltà, ma che è diventato uno strumento utile. E una nota di colore, ma che è molto più di una nota di colore, ci tengo a sottolinearla. Il direttore del coro della cattedrale che ha accompagnato la messa dedicata ai gemellaggi di domenica è un ragazzo di 17 anni, uno studente del conservatorio, si chiama Giovanni Ranzato. Tra altre cose io non sapevo che fosse lui, ma l'ho conosciuto la sera prima, il sabato, all'auditorium perché accompagnava al clavicembalo l'ensemble d'archi guidato dal maestro Alessandro Pasquale Celeste e mi viene da fare insomma un paragone e quindi anche un grande augurio a tutti i nostri studenti con il ricordo di Nello Santi che è venuto sempre veramente poco tempo fa. Nello Santi è stato direttore a 20 anni, no, nella sua prima esperienza e poi di una carriera formidabile. Il messaggio è bisogna che noi investiamo su tutti i livelli sui nostri giovani e che diamo a loro occasione di sperimentare le loro capacità, le loro competenze all'interno del mondo della scuola, ma non solo, perché se lasciamo sempre tutti i compiti solamente alla scuola abbiamo capito poco. Ecco, quindi in tutti gli ambiti i giovani devono poter avere la possibilità di sperimentare e di crescere per costruire la loro carriera, la loro formazione e metterla in pratica. Grazie a tutti, ci risentiremo per parlare appunto degli effetti di questa festa del gemellaggio e per i progetti che poi nasceranno proprio dalle discussioni e dagli incontri che abbiamo avuto modo di avere in questi 3 giorni. Buona giornata.